Incontro stamani dei vertici della protezione civile regionale con l'ingegnere Maurizio Costa, quella provinciale con Pasquale Sorcia e quella comunale con Ciara, con il sindaco Franco Miccichè, tante le problematiche evidenziate relativamente ai futuri rapporti di collaborazione che si dovranno intrattenere tra le istituzioni, in particolare in questo grave momento di pandemia che stiamo attraversando. Ma intanto ho richiamato il fatto che la macchina di protezione civile si compone delle varie funzioni, comune, provincia e regione, che in questo quadrilatero, in questi 4 punti, devono chiudere tutte le attività di protezione civile. Quindi ho brevemente riassunto quali sono le competenze di ogni singola amministrazione e ho richiamato soprattutto l'amministrazione, gli assessori in pectore per le deleghe che avranno, al mettere in atto le norme comportamentali che derivano dall'attività di protezione civile, soprattutto per l'emissione degli allerta che verranno purtroppo sicuramente emanati. Così come abbiamo un po' affrontato il problema dell'emergenza Covid, che temo che nei prossimi giorni e settimane avrà un impatto sociale che cerchiamo di limitare al più possibile, ma per il quale la macchina comunale deve essere assolutamente preparata. Quindi la protezione civile ha un ruolo importante in questi casi. Noi diamo delle indicazioni, noi cerchiamo di responsabilizzare gli enti locali, i comuni a essere autonomi a risolvere i problemi, perché è giusto che il padrone di casa si occupa della propria casa. Però noi come macchina regionale siamo assolutamente in grado di intervenire, supportare e aiutare l'amministrazione in caso di emergenza e di ordinario. Sì, il sindaco ha voluto convocare intorno a un tavolo praticamente tutte le componenti della protezione civile, comunale, provinciale e regionale, per rendersi conto già da subito di quelli che sono i dettami previsti per legge, ma anche le singole operatività. È chiaro, come diceva l'ingegnere Costa, che la protezione civile è innanzitutto estrema sinergia tra tutte le componenti, sinergia che noi abbiamo messo in atto sempre, ci siamo sempre trovati bene sia con la componente provinciale che con quella regionale. Si parlava in questo tavolo di programmazione e di operatività. Il sindaco, nella sua qualità di autorità comunale di protezione civile, ha dato subito precise indicazioni su quelli che devono essere gli sbocchi anche in termini di piani di protezione civile, via di fuga e quant'altro. C'è tutta la buona volontà di cominciare a programmare e essere operativi da subito.